Legge di stabilità approdata in Parlamento dopo il varo da parte del governo, una manovra da 27,3 miliardi nel triennio 2014-2016 che non piace a molti. Primi fra tutti i sindacati confederali che sono sul piede di guerra perché questa legge di stabilità impedisce la crescita. Ad affermarlo i leader delle tre sigle sindacali CGIL, CISL e UIL che hanno indetto uno sciopero di 4 ore con manifestazioni territoriali da qui a metà novembre per chiedere la modifica del provvedimento. La posizione della CGIL, che peraltro è unitaria insieme anche agli altri sindacati, è una posizione critica. Dopo mesi di annunci e di proclami sul fatto di voler rimettere al centro il lavoro, questo provvedimento è francamente deludente. Non rimette al centro il lavoro e non dà quella scossa e quella svolta nella nostra politica economica di cui questo Paese ha assolutamente bisogno in un momento di crisi come questa. Sostanzialmente la prima critica che noi facciamo è stato un intervento insufficiente sul fronte fiscale. Dovevamo ridurre il cuneo, ridare soldi freschi in busta paga ai lavoratori, quello che si è ipotizzato è da questo punto di vista insufficiente, non dà respiro alle buste paga e non aiuta a far ripartire i consumi, cosa che è assolutamente necessaria per appunto far ripartire la crescita nel nostro Paese. C'è poi un intervento sulle pensioni in cui ancora una volta si limita la rivalutazione per tanti milioni di pensionati, anche questo non contribuisce ad alimentare la domanda interna che è il vero centro ed epicentro della crisi che viviamo. Il premier Enrico Letta ha replicato ai sindacati: penso che siano liberi di fare il loro lavoro e scioperare quando non sono contenti, ma la loro è stata una risposta precipitosa. E a proposito dello studio della CGA di Mestre che aveva ipotizzato un aumento di 14 euro in busta paga per i lavoratori, il premier ha voluto smentire.